Sono 1900 i lavoratori stagionali impiegati in agricoltura in provincia di Belluno, fortemente penalizzati dall'emergenza Covid e che non hanno ricevuto né bonus né sostegni né con il decreto di dicembre né con il recente decreto sostegni. Per questo motivo FAI, FLAI e UILA chiedono alcune misure indispensabili a tutelare lavoratrici e lavoratori, senza dimenticare gli stagionali impiegati nella coltivazione e nella raccolta di frutta e verdura, indicati per tanti mesi come essenziali perché hanno assicurato cibo fresco sulle nostre tavole durante il periodo del lockdown. I lavoratori stagionali dell'agricoltura sono stati ancora una volta esclusi dalla possibilità di ricevere dei bonus ancora questa volta nell'ultimo decreto, il decreto sostegni. Era già successo a dicembre scorso, sono lavoratori definiti essenziali ma poi di fatto dimenticati dalle istituzioni e questo non è accettabile secondo noi. Un caso particolare è poi quello delle lavoratrici e dei lavoratori degli agriturismi e del settore del florovivaismo, che nel 2020 non hanno potuto lavorare e nemmeno raggiungere i requisiti utili per accedere alla disoccupazione agricola e non hanno ricevuto alcun tipo di ammortizzatore. Siamo in piazza prevalentemente soprattutto per il mancato riconoscimento dell'aiuto alle ragazze che lavorano negli agriturismi, dove non è riconosciuto un quanto economico, un po' di ossigeno, voglio dire, di ristoro, dove ci troviamo come giustamente nel settore del turismo viene riconosciuto alle cameriere 2 soldini di ossigeno, stesse persone, stesso lavoro, solo che sono nell'agriturismo non gli viene riconosciuto nulla.